L'Istituto Scolastico Superiore Benedetti Tomaseo, scientifico e linguistico di Venezia, festeggia i suoi primi 100 anni di storia, un compleanno importante. Nel 1923 nacque a Venezia, in fondamento a Santa Giustina a Castello, lo scientifico Benedetti, ancora oggi uno dei licei più rappresentativi e prestigiosi della città. L'Ateneo Veneto ha aperto le sue porte alla scuola per ospitare la proiezione del documentario Mare Nostrum del regista e sceneggiatore Fabio Masi. Marco Vianello è il dirigente della scuola. Questa proiezione tavola rotonda si inserisce nel centenario del Benedetti Tommaseo, nei festeggiamenti della nostra scuola, che nasce il Benedetti nel 1923 e c'è anche il festeggiamento del decennale dell'unione tra i due istituti storici di Venezia, il Benedetti e il Tommaseo. A fare gli onori di casa per l'Ateneo Veneto il socio ed ex allievo del Benedetti, avvocato Simone Zancani. È una giornata molto importante per l'Ateneo Veneto perché apre le sue porte a oltre 150 studenti del Liceo Benedetti, apre per molti di loro è la prima volta che verranno in Ateneo Veneto e visiteranno questo che è un luogo del cuore dei veneziani. L'occasione di festeggiare i 100 anni del liceo è un'occasione speciale anche per noi. Mare Nostrum, come spiega il regista, affronta il tema dell'immigrazione. Io in realtà ho fatto poco, nel senso che raccontano molto i contenuti che a tratti dirompenti e le immagini. È un racconto non solo di questo, diciamo, delle tratte del Mediterraneo, ma di tutte le rotte migratorie, anche quella dei Balcani.